E noi abbiamo cominciato a consultare dei tecnici per capire come muoverci, perché adesso la nostra intenzione è fare causa all'amministrazione comunale. Questa è la situazione, questi sono gli urli, questi sono i tamburi. Stanchi degli schiamazzi, dell'affollamento nella piazza centrale della città che si consuma fino al mattino dopo la chiusura dei locali. Stanchi della sporcizia del giorno dopo. Rituale di inciviltà tornato prepotentemente in vigore dopo restrizioni e lockdown. Così i residenti annunciano battaglia legale nei confronti dell'amministrazione. Denunciano le mancate risposte. Ieri l'incontro tra loro per valutare i prossimi passi da muovere per evitare di essere in balia di una situazione che definiscono ormai insostenibile. Beh, ci sono state delle serate molto pesanti, delle nottate molto pesanti, in particolare una in cui siamo stati lasciati, forse era il 25 settembre, siamo stati lasciati in balia di bonghi e tamburi fino alle 5 della mattina e nessuno è voluto intervenire per fermare quello che stava succedendo. Quindi di fronte alla prospettiva di passare i prossimi anni della nostra vita in questa situazione, noi non possiamo rimanere con le mani in mano. Dall'altro lato i controlli potenziati e domani il vertice in prefettura, il comitato per l'ordine e la sicurezza in cui si valuterà come intervenire anche su questo fronte cruciale del centro cittadino. Domani ci incontriamo al COSP con il prefetto, il questore e le altre autorità di pubblica sicurezza per capire che se dobbiamo intraprendere qualche iniziativa, ribadisco, l'ordine pubblico è di competenza del questore, per cui noi cerchiamo di metterci a disposizione di quello che decideranno il questore e il prefetto. Dobbiamo intervenire sia quindi con un po' di educazione da questo punto di vista e dopo adesso valuteremo se ci dovranno essere anche delle iniziative di repressione su comportamenti scorretti.